Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questo nuovo video sulla vita del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo, cari fratelli e sorelle, sarà l'ultimo video sulla vita del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in cui parleremo della morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante gli ultimi anni della sua vita si sono cominciati a mostrare dei segni che dimostravano l'avvicinarsi dell'ora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ovvero l'avvicinarsi del momento in cui il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam avrebbe lasciato questa vita terrena per andare nell'aldilà e nella vita eterna presso Allah subhanahu wa ta'ala. Tra questi segni, di solito il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel mese di Ramadan faceva l'i'tikaf ogni anno. L'i'tikaf sarebbe il rimanere in moschea senza uscire. Gli ultimi 10 giorni del mese di Ramadan sempre il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faceva l'i'tikaf, ovvero rimaneva in moschea, mangiava lì, dormiva lì, adorava Allah subhanahu wa ta'ala. Tutto questo, il suo obiettivo era quello di praticamente liberarsi per l'adorazione ad Allah subhanahu wa ta'ala e allontanarsi da ogni intrattenimento riguardante la vita quotidiana, tranne l'ultimo anno della sua vita. L'ultimo anno della sua vita il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, invece di fare 10 giorni di i'tikaf, fece 20 giorni di i'tikaf, e questo fu uno dei segni che dimostra effettivamente che quell'anno lì sarebbe stato l'ultimo anno della sua vita. Un'altra cosa particolare è che nell'ultimo anno della sua vita, di solito ogni Ramadan veniva Jibril e ripassava con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam il Corano una volta nel mese di Ramadan. Invece nell'ultimo anno della sua vita fece Jibril con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam il ripasso del Corano 2 volte. Quindi sia i 20 giorni di i'tikaf, sia questo ripasso 2 volte del Corano, che è una cosa che non è mai successa, erano dei segni che dimostravano effettivamente l'avvicinarsi dell'ora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tra questi segni, anche quando fece l'ultimo suo pellegrinaggio, disse ai Sahaba: prendete da me e imparate da me i riti del pellegrinaggio, perché non so se mi incontrerete dopo quest'anno. Ovviamente sono state parole che hanno dimostrato ai Sahaba che si stava avvicinando l'ora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tra questi segni anche la discesa della sura che conosciamo tutti insieme, che sarebbe Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Una volta Omar era seduto con i Sahaba e cominciò a chiedere ai Sahaba cosa pensassero di questa sura, e chiese Ibn Abbas qual era il suo pensiero su questa sura, e disse Ibn Abbas radiyallahu anhu che praticamente l'ha interpretata come una sura che dimostrava l'avvicinarsi dell'ora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché idha jaa nasrullah wal fath, ovvero quando arriverà la vittoria di Allah subhanahu wa ta'ala, e questo dimostra effettivamente la vittoria del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ha avuto la vittoria di Mecca e quando fece il pellegrinaggio, e questo era uno dei segni che dimostra effettivamente che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aveva completato la sua missione che gli aveva dato Allah subhanahu wa ta'ala, e questo dimostra effettivamente l'avvicinarsi dell'ora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uno di questi segni fu anche il suo visitare i martiri di Uhud. L'ultimo anno della sua vita andò a visitare i martiri di Uhud, pregò su di loro, invocò Allah subhanahu wa ta'ala su di loro come se li volesse sallallahu alaihi wasallam salutare. Nell'11° anno, che fu l'anno in cui morì sallallahu alaihi wasallam, il 28° giorno del mese di Safar, partecipò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a un funerale di uno degli Ansar, di uno dei suoi compagni degli Ansar, ovvero di coloro degli abitanti di Medina. Finito questo funerale e i riti del funerale, tornò, mentre era in strada, che stava tornando a casa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentì un forte mal di testa e anche la febbre cominciò a salire.
tanto che cominciò a essere spostato da casa a casa ogni giorno, da una casa della sua moglie a un'altra casa di sua moglie, al fine di essere curato, ma volle sallallahu alaihi wasallam rimanere nella casa della donna che amava, ovvero che era Aisha, e fu preso in carico da Aisha e lo curò radiyallahu anha. Lo curò anche con il Corano, a volte leggeva su di lui, sulle sue mani, univa le sue mani, poi leggeva il Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, soffiava sulle sue mani, poi passava con queste mani sul corpo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questo è uno dei metodi che ci ha insegnato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che si fa anche prima di dormire, al fine di essere protetti dai demoni. Quindi cominciò a sentire la sua malattia il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel 28° giorno del mese di Safar, l'11° anno dopo la Hijra. Cominciò a sentire un forte mal di testa e cominciò soprattutto a farsi sentire anche la febbre. Riuscì, nonostante ciò, nonostante la malattia, riuscì comunque a continuare a guidare ai Sahaba nella preghiera, e questo e a volte talmente stava male sallallahu alaihi wasallam che guidava la preghiera da seduto. E questo cosa ci dimostra, fratelli e sorelle? Perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insisteva, nonostante stava male, insisteva nel guidare la preghiera e nel pregare in congregazione. Questo per darci a noi un messaggio, per dare alla sua comunità sallallahu alaihi wasallam un grande messaggio, ovvero quella di mantenere la salah, soprattutto la salah in congregazione. Cercare di sforzarsi il più possibile di non tralasciare questa preghiera, che è una preghiera importantissima per Allah subhanahu wa ta'ala. E ai giorni d'oggi molti fratelli tralasciano questa preghiera senza un valido motivo, e non hanno un valido motivo per pregare in casa e tralasciano la preghiera. Forse il centro islamico è vicino a loro a 100 metri, o forse a 1 chilometro, o forse anche a 5 chilometri, e hanno il mezzo per poterci andare almeno a svolgere una preghiera alla giornata, ma non lo fanno perché molti di noi effettivamente non hanno capito l'importanza del pregare nelle case di Allah subhanahu wa ta'ala. Invece il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nonostante stava male, non ha tralasciato la preghiera in congregazione, perché la preghiera in congregazione vale 27 volte, come ha citato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in un hadith, rispetto alla preghiera individuale in casa. Ed è venuto un uomo cieco dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Ummi Abdi Maktum, a chiedere al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fine di avere un valido motivo per pregare a casa. Ha detto: "O profeta, io sono un uomo cieco, posso pregare a casa?" Gli disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Senti l'adhan?" Ha detto: "Sì, sento l'adhan." Allora gli ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Devi pregare in congregazione, non c'hai una scusa." E questo è un uomo cieco, fratelli e sorelle, quindi avrebbe una scusa valida per pregare in casa, ma nonostante ciò gli ha dimostrato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam l'importanza del dover pregare in congregazione, perché in moschea Allah subhanahu wa ta'ala ti eleverà gradi. Tu che stai aspettando in moschea la preghiera che starà per arrivare, forse tra un quarto d'ora, forse tra mezz'ora, e ti prescrive Allah subhanahu wa ta'ala come se sei in preghiera, e gli angeli pregano su di te, dicono, come è stato riportato nel Sahihain: Allahumma ghfirle, Allahumma arham, o Allah perdonalo, abbi misericordia di lui. Gli angeli che Allah subhanahu wa ta'ala accetta le loro invocazioni. Questo ci fa capire l'importanza della preghiera in congregazione. Quindi, fratelli e sorelle, cerchiamo di non tralasciare questa preghiera, come ci ha insegnato il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonostante ciò, per 11 giorni ha continuato a guidare la preghiera il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nonostante la malattia, nonostante il forte mal di testa, nonostante la febbre. Però pian piano la malattia continuò a peggiorare, tanto da non permettere più al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riuscire ad alzarsi in piedi. Quindi non è più riuscito ad uscire per entrare in moschea per guidare la preghiera con i Sahaba. Allora in quel momento lì, quando ha visto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che non riusciva più ad alzarsi, che la malattia ha cominciato a aggravarsi, ha autorizzato Abu Bakr radiyallahu anhu a guidare la preghiera. E qua c'è una cosa molto importante che dobbiamo capire, fratelli
sorelle, che dimostra questo, dare l'autorizzazione a Abu Bakr, dimostra il livello che aveva Abu Bakr per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e la preferenza che dava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr per il soggetto che è, per quello che ha dato al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, per quello che ha dato all'Islam e per quello che ha dato per Allah subhanahu wa ta'ala. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in un hadith ha detto su Abu Bakr: ogni persona che ci ha fatto un favore gli abbiamo restituito il favore, tranne Abu Bakr, che ha fatto talmente tanti favori, sarà Allah direttamente a restituire i favori a Abu Bakr. Quindi qua ti fa capire il livello che c'ha e l'importanza che c'ha Abu Bakr nell'Islam radiyallahu anhu, tanto che ha preso il ruolo al posto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel guidare sotto l'autorizzazione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cominciò la malattia a peggiorare di giorno in giorno, la febbre saliva sempre di più, tanto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volle alzarsi al fine di fare un discorso ai Sahaba che ormai gli mancava il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mancava ai Sahaba il sedere con il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il fargli le domande, l'imparare da lui, le lezioni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, l'educazione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutto ciò mancava ai Sahaba e attendevano di giorno in giorno quando sarebbe uscito il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da casa sua, quando di giorno in giorno che erano lì ad aspettare il giorno in cui sarebbe uscito il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Però la malattia continuò a peggiorare, tanto che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordinò a Aisha e ai Sahaba di portargli 7 botti d'acqua. Chiese 7 botti d'acqua al fine di versare queste botti d'acqua per far scendere la febbre, perché aveva voglia di uscire a vedere i Sahaba e soprattutto a parlare ai Sahaba. Gli portarono queste 7 botti d'acqua e cominciò sallallahu alaihi wasallam a versarsi botte dopo botte al fine di far scendere la febbre, e dopo questo chiamò l'Abbas e chiamò Ali e si appoggiò su di loro. E qua vi fa capire, fratelli e sorelle, la malattia che ha toccato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e come stava male, tanto da non riuscire a reggersi in piedi. Si aggrappò all'Abbas, suo zio, e si aggrappò a Ali radiallahu anhu e chiese loro di indirizzarlo verso la moschea. Uscì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guidò davanti ai Sahaba la preghiera e dopo aver finito la preghiera si giurò davanti ai Sahaba e fece il suo ultimo sermone. Ringraziò Allah subhanahu wa ta'ala, ha iniziato con la lode ad Allah subhanahu wa ta'ala, poi cominciò a parlare di Abu Bakr al fine di far capire il livello di Abu Bakr nell'Islam e l'importanza di Abu Bakr, e questo dimostra effettivamente, come abbiamo detto in precedenza quando gli ha autorizzato di guidare la preghiera, dimostra che sarebbe stato Abu Bakr il primo califfo dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infatti fu il primo califfo ben guidato dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mostrò tutto ciò e ricordò ai Sahaba tutto ciò che fece Abu Bakr per il profeta Muhammad, per l'Islam e per Allah subhanahu wa ta'ala. Poi disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fine di far capire ai Sahaba una cosa molto importante. Disse: c'è un servo a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scegliere o di continuare a vivere in questa vita, e non citò il nome del profeta Muhammad, non disse Allah mi ha fatto fare una decisione, una scelta, no, lui ha detto un servo, ha detto c'è un servo a cui Allah subhanahu, i Sahaba attenti ad ascoltare le parole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, c'è un servo a cui Allah subhanahu wa ta'ala gli ha fatto fare una scelta, o decidere di continuare a vivere questa vita e deliziarsi di questa vita, oppure di decidere di passare all'altra vita, alla vita eterna presso Allah subhanahu wa ta'ala. E questo servo scelse la vita eterna rispetto a questa vita. A questa notizia Abu Bakr radiallahu anhu si mise a piangere. Perché si mise a piangere? Tutti i Sahaba che guardavano questo uomo grande d'età, era vecchio, Abu Bakr radiallahu anhu, cominciarono a guardare questa persona anziana, Abu Bakr, perché piange? Come mai piange? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto un servo. Chi è questo servo? Lui aveva capito radiallahu anhu, Abu Bakr, che questo servo era il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aveva capito Abu Bakr che si stava avvicinando l'ora del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lasciare questa vita, quindi si mise a piangere radiallahu anhu dopo aver capito le parole e ha interpretato bene le parole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Poi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fece un discorso molto particolare al fine di farti capire la giustizia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse: a chi ho frustato la schiena, ecco la mia schiena, che venga a rivendicarsi delle fruste che ho dato. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non ha frustato nessuno, ma al fine di farti capire la giustizia, se c'è un qualcuno a cui ho fatto un'ingiustizia, eccomi, che venga a prendere questa ingiustizia in questa vita prima dell'altra vita. Chi gli ho frustato la sua schiena, ecco la mia schiena, frustate la mia schiena. Chi gli ho insultato qualcuno, o lui di persona o i suoi familiari, eccomi, che mi insulti, che si rivendichi su di me, che prenda il suo diritto su di me. Sallallahu alaihi wasallam. Quindi al fine di dimostrare la sua giustizia, al fine di uscire da questa vita, sallallahu alaihi wasallam, senza ingiustizie. E lui non ha fatto ingiustizie, ma perché sta dando una lezione alla comunità islamica, per dimostrare alle persone che prima di lasciare questa vita, fratello o sorella, dovrai tralasciare le ingiustizie che hai fatto nei confronti delle persone, a partire dai tuoi familiari, a partire dai genitori, a partire dai fratelli, a partire dalla comunità dei tuoi fratelli e delle tue sorelle nell'Islam. Ogni ingiustizia la pagherai se non tralascerai l'ingiustizia in questa vita e non farai ritornare a ogni persona l'ingiustizia che hai preso, che sia denaro o che sia una parolaccia o che sia che l'hai insultato e così via. A queste persone devi chiedere perdono al fine che questa ingiustizia non si conti su di te nel giorno del giudizio, perché è stato riportato nel hadith che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: ci sono persone che arriveranno nel giorno del giudizio con una montagna di hasanat, preghiera, siyam, lettura del Corano, e arriveranno persone che prenderanno dalle loro hasanat. Perché? Perché ha insultato questo, ha picchiato questo, ha preso i soldi di questo, ha rubato, è stato ingiusto nei confronti di tutte queste persone, e ogni persona prenderà dalle sue hasanat finché non rimarrà a lui se non i peccati. Quindi, fratelli e sorelle, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato questa lezione molto importante, ovvero di tralasciare le nostre ingiustizie in questa vita e di cercare di liberarci da queste ingiustizie, restituendole ai proprietari e chiedendo scusa ai proprietari al fine che Allah subhanahu wa ta'ala ci possa perdonare i peccati. Dopo questo discorso il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parlò anche dell'importanza degli Ansar, ovvero degli abitanti del Medina, e ha ricordato alle persone ciò che hanno fatto, ovvero che lo hanno accolto dopo che è stato cacciato sallallahu alaihi wasallam da Mecca, e ha detto: ama gli Ansar chi è credente. Chi è credente ama gli abitanti di Ansar, coloro che abitavano il Medina, che hanno accolto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanno accolto i Sahaba, migranti che hanno migrato da Mecca al Medina, e ha detto: li odia solo un ipocrita. Quindi odia i Sahaba di Medina solo un ipocrita. Dopo questo discorso il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritornò da Aisha nella sua casa. Il lunedì, durante l'11° anno, nel mese di Rabi' al-Awwal, a Salat al-Fajr, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolse la tenda al fine di vedere la fila che facevano i Sahaba a Salat al-Fajr, e vide il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Sahaba che erano in fila e che Abu Bakr radiallahu anhu stava guidando la preghiera. Quando vide questa cosa qua, che i Sahaba erano in fila in Salat al-Fajr, in moschea, in una delle case di Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr che guidava la preghiera si rallegrò al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fece un sorriso. Abu Bakr e i Sahaba si accorsero che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam stava guardando, quindi Abu Bakr fece un passo indietro nel rispetto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fine di mostrare al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dare il permesso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di venire avanti e guidare. Come poteva guidare Abu Bakr la preghiera sapendo che c'è dietro il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fece un segno, nel senso di: continuate la preghiera, finite la preghiera. Poi richiuse la tenda, e dopo aver richiuso la tenda, sallallahu alaihi wasallam, quella mattina peggiorò la malattia, e quella mattina lì era disteso con la sua testa sul petto di Aisha radiallahu anha, e quella mattina lì aumentò la malattia, aumentò la febbre. È stato riportato che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: io subisco il dolore doppio rispetto a voi, nel senso, la malattia che lui provava rispetto alle malattie che proviamo noi è il doppio, la febbre che aveva è il doppio rispetto
rispetto alla nostra febbre, e questo vi fa capire come e che cosa stava passando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam negli ultimi atti della sua vita, tanto che sallallahu alaihi wasallam la mattina il lunedì mattina dell'11° giorno di Rabi' al-Awwal, l'11° anno dopo il il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam immetteva la sua mano nella botte, poi la passava sulla sua fronte e diceva La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Passava sallallahu alaihi wasallam con la mano bagnata sulla sua fronte e diceva La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Il momento della morte è molto duro, fratello e sorella, è passato duro per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la miglior creatura di Allah subhanahu wa ta'ala. Figurati per me e per te. Abbiamo mai pensato, fratello e sorella, a questo momento, a questo duro momento che lo passerò io e te e tutti gli esseri umani sulla faccia della terra passeranno questo momento? Ci fa riflettere le parole del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Un momento duro, è stato duro per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figuriamoci per me e te. È stato duro per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che non faceva peccati, figuriamoci per me e te che siamo immersi giorno e notte in peccati minori e maggiori. È stato duro per la miglior creatura di Allah subhanahu wa ta'ala, che ogni volta ricordava Allah, leggeva il Corano, anzi, come ha detto Aisha radiallahu anha, era un Corano che camminava sallallahu alaihi wasallam, il suo comportamento era il Corano. E figuriamoci io e te, fratello e sorella, che abbiamo dimenticato il Corano e che abbiamo tralasciato il Corano e che ci siamo allontanati dal Corano. Come passeremo questi ultimi momenti dalla nostra vita? E mentre era in questo stato sallallahu alaihi wasallam diceva Bel rafiq al-a'la, Bel rafiq al-a'la, Bel rafiq al-a'la, e lo vedeva Aisha. E in quel momento aveva capito Aisha che erano gli ultimi istanti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e che era venuto da lui l'angelo della morte e che gli stava facendo scegliere tra il rimanere in questa vita oppure il passare nell'aldilà. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceva Bel rafiq al-a'la, Bel rafiq al-a'la, Bel rafiq al-a'la, ovvero vuole andare nell'aldilà. Ha deciso di incontrare Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Entrò Fatima, che sua figlia, che vide suo padre in questo stato, la febbre che si era alzata ai suoi ultimi istanti della sua vita, cominciò a dire una poesia, wa karba abata, wa karba abata, wa karba abata, e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli disse: "O Fatima, non ci sarà più sofferenza per tuo padre dopo questo giorno, non soffrirò più dopo questo giorno". Ovviamente quando tralascerà il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam questa vita in cui ha passato la tristezza, in cui ha passato il dolore, in cui ha passato ciò che ha passato sallallahu alaihi wasallam nell'aldilà, non proverà più queste cose, perché sarà nel Firdaus al-A'la, in cui ha detto sallallahu alaihi wasallam: ci sono cose che i nostri occhi non hanno mai visto e ci sono cose che le nostre orecchie non hanno mai sentito e ci sono cose che i nostri cervelli non hanno mai immaginato. Dopo queste parole il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli ultimi istanti della sua vita, raccomandò la sua ummah, la sua comunità. Voi sapete che quando una persona sta per morire cerca di ricordare ai suoi figli, alle sue mogli, ai suoi cari la cosa migliore per loro e ciò che è un beneficio per loro. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: As-salah, as-salah, as-salah. Ricordò alla sua comunità la preghiera, come se il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci volesse dire: non tralasciate la preghiera, non perdete la preghiera, non unite la preghiera, ma aggrappatevi alla preghiera, mantenete la preghiera, fate la preghiera nel suo orario. Sono queste state le sue ultime parole sallallahu alaihi wasallam, e dopo uscì la miglior anima sulla faccia della terra e morì sallallahu alaihi wasallam mentre la sua testa era da Aisha radiallahu anha. Fu un dolore atroce per noi, per i Sahaba e per tutti coloro che hanno vissuto questo durissimo
momento, ovvero che hanno partecipato alla morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Morì sallallahu alaihi wasallam la mattina del lunedì dell'11° giorno di Rabi' al-Awwal, nell'11° anno dopo l'Hijra. Ovviamente quando si è sparsa la notizia, molti sahaba non hanno creduto alla notizia. Tra questi sahaba Umar radiyallahu anhu non ha creduto a questa notizia e non volle credere a questa notizia e diceva: il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non è morto, e chi dice che è morto lo colpirò con la mia spada. Ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam è andato a incontrare Allah come andò Musa a incontrare Allah subhanahu wa ta'ala, tanto che arrivò e si cominciò a vivere un'atmosfera dolorosa, triste, finché arrivò Abu Bakr radiyallahu anhu, che era in viaggio. Quando ritornò a Medina, ha sentito la notizia, entrò a casa di Aisha radiyallahu anha, vide il corpo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo baciò sulla fronte, pianse radiyallahu anha, poi uscì davanti alla gente, li raggruppò e disse un sermone che sentiamo molto spesso, e fu grazie a lui che Allah subhanahu wa ta'ala fece rimanere stabili i sahaba. Disse a loro: o sahaba, o compagni, chi adora Muhammad sallallahu alaihi wasallam è morto, e chi invece adora Allah è vivente e non morirà mai. E ricordò ai sahaba e a Umar e a tutti coloro che erano tristi che kullu man alayha fan, qualsiasi persona sulla faccia della terra morirà. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: innaka mayyit, lo ha detto al profeta Muhammad: innaka mayyit, morirai, wa innahum mayyitun, e moriranno. Questa è la verità che c'è sulla terra, fratelli e sorelle. Quindi Abu Bakr ricordò ai sahaba che questa è una verità, che tutti dovremo morire, e che anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doveva morire, ma l'unico che non morirà è Allah, e che noi non adoriamo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo amiamo più dei nostri genitori, lo amiamo più di noi stessi, però ovviamente questa verità l'ha prescritta Allah, che kullu man alayha fan, ovvero tutti moriranno. Dopo questo discorso si tranquillizzarono i sahaba, fu preso il corpo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fu lavato da Ali, dall'Abbas e da altri sahaba, poi fu avvolto da un telo bianco e rimase nella casa di Aisha fino a martedì. Entrarono i sahaba, le donne, i grandi, i piccoli, a visitare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a pregare su di lui, e fu seppellito nella casa di Aisha radiyallahu anha. E questo fu la morte del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovviamente, prima di terminare il video, vorrei dirvi, fratelli e sorelle, sì, è morto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fu doloroso per i sahaba ed è doloroso per noi il non vedere più il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, però nonostante lui è morto, il suo messaggio è ancora qua con noi, e la sua sunna è ancora qua con noi tutt'oggi. Quindi chi ama effettivamente il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve cercare di vivere con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E come disse l'Imam Malik rahimahullah, la sunna nei nostri tempi è come la nave di Nuh alaihi salam, ovvero che chi vuole essere salvato da queste onde di passioni e di tenebre e così via deve salire su quest'arca di Noè, che sarebbe la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sì, è morto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di, visto che non l'abbiamo visto in questa vita, di permetterci di deliziare i nostri sguardi e la nostra vita con il vedere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel giorno del giudizio, vicino al bacino che gli permetterà Allah subhanahu wa ta'ala, da cui darà da bere in quel giorno lì, nel giorno del giudizio, ai credenti. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di permetterci di vederlo nel giorno del giudizio e di essere con lui inshallah in paradiso. Quindi è morto sì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma il suo messaggio, che è il Corano e che sarebbe la parola la ilaha illallah, è ancora qua con noi. Il tuo dovere dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è innalzare la bandiera di Allah, innalzare la bandiera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non è perché è morto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci dobbiamo fermare, no. Quando si è sentita la notizia a Uhud, la notizia falsa che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse morto, si alzò Anas radiyallahu anhu e disse: alzatevi
alzatevi, perché si erano fermati i sahabi, si misero a piangere dopo questa notizia tremenda che il profeta Muhammad ha detto: alzatevi e morite per quello per cui è morto il profeta Muhammad. Quindi il nostro dovere dopo la morte del profeta Muhammad è quello di seguire la sua via, innalzare, elevare la sua sunnah e il suo messaggio sallallahu alaihi wasallam. Con questo video, grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala, abbiamo completato la serie della biografia del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovviamente non abbiamo fatto tutta la vita in dettaglio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ho cercato di prendere solo le parti importanti della vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fine di avere diciamo un quadro generale della sua vita e di conoscere le cose essenziali della sua vita che sono state citate dai nostri sapienti. Chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di aiutarci a seguire la sua sunnah, ad elevare il suo messaggio, e chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di accettare questa serie di video sulla vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e di riunirci con lui inshallah nel giorno del giudizio. Barakallahu fikum, fratelli e sorelle, non dimenticatevi di spargere questi video sulla vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fine che chi non conosce il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam effettivamente cominci a conoscere il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a conoscere la sua famiglia, a conoscere i suoi figli, a conoscere ciò che ha fatto a Mecca, ciò che ha fatto a Medina e così via. E mi piacerebbe se qualcuno dei fratelli o qualcuno delle sorelle mettesse nel CD oppure in una chiavetta o in qualsiasi aggeggio di questi mass media, scaricasse questi video e li sparreggerebbe in giro ai suoi amici, ai suoi compagni, al fine di far divulgare la vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E questo è uno dei metodi per far divulgare la sunnah del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.